La terza guerra mondiale è una guerra sanitaria contro il Covid. La variante sudafricana minaccia l'Europa con le sue incertezze e le informazioni limitate. Classificato dall'OMS come preoccupante, il livello più alto d'allarme, il nuovo ceppo denominato Omicron è molto rapido a diffondersi, superando in breve tempo anche la contagiosissima variante Delta. I sintomi non sono diversi o più gravi e l'impressione è che i vaccini non siano del tutto inefficaci. Il Veneto però si è allertato ed è pronto ad affrontare la situazione. Stiamo parlando di precauzioni perché non c'è nulla di concreto e certo, neanche rispetto al fatto che questa variante bucherebbe il vaccino. Siamo in allerta, c'è stato un incontro ieri sera tra le regioni e la parte tecnica del Ministero, ci hanno chiesto di essere molto attenti, di capire se ci sono casi e sequenziare subito. Noi abbiamo già preso contatto con l'Istituto Zooprofilattico per effettivamente essere tempestivi qualora ci dovessero essere dei casi o delle situazioni che noi riteniamo sospette. Mentre si sta studiando la variante Omicron nel tentativo di fermarla o almeno di rallentarne la diffusione, il Covid coi suoi ceppi già conosciuti continua a diffondersi in Veneto. Il San Bortolo è l'ospedale con più ricoverati subito dopo l'azienda ospedaliera di Padova. A Vicenza si contano 40 pazienti in area non critica e 3 in terapia intensiva. I numeri salgono giorno dopo giorno. Questo ci deve far riflettere, ci preoccupa e quindi attenzione massima perché il virus sta circolando e chiaramente scenari di area zona gialla o zona di altre colorazioni potrebbero interessare anche il Veneto.